Buonasera a tutti, invito a prendere posto e vorrei portare un versetto per aprire il culto di oggi. Il titolo della predicazione sarà Diventare profondamente soddisfatti e il Signore mi ha messo nel cuore questo versetto che si trova in Salmi 37, versetto 4 e dice così: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Questo verso ci invita a riflettere su quello che il Signore ci ha già dato e attraverso quello che Lui ci ha già dato possiamo comprendere che ci soddisfa già, che già dobbiamo trovare gioia in questo. E per citare un versetto che scrisse Paolo, dice in Colossesi che noi abbiamo tutto pienamente in Cristo e quindi pensa a questo, che tu hai tutto ciò di cui hai bisogno. Il Signore ci ha dato già tutto di quello che abbiamo bisogno e pensando in questo possiamo davvero comprendere l'amore e la perfezione di Dio che ha per noi. Quindi riflettete e in questo vi invito a gioire e il Signore non si dimentica di quello che voi desiderate, vuole solo che per prima davvero riconoscete quello che Lui ha già dato a voi ed è molto grande. Quindi questa sera vi invito a riflettere in questo. Preghiamo. Signore, ti chiedo che tu possa parlare ai nostri cuori, che mentre lodiamo te, mentre ascoltiamo la predica, possiamo davvero riflettere sulle benedizioni che tu hai già dato a noi. Grazie Signore per essere morto su quella croce, grazie per la tua protezione in ogni situazione in cui abbiamo dato per scontato, Signore, ma tu eri lì con noi e ti sono grato per questo, Signore, e davvero aiutaci a riflettere in questo, che prima, se siamo soddisfatti in te, Signore, tu con amore, con comprensione ci ripagherai di questa cosa e ti sono grata per questo. Ti chiedo tutto questo nel tuo nome. Amen. Vi invito ad alzarvi in piedi. Possiamo lodare il nostro Signore con gioia, con onore. La prima canzone che noi canteremo è Tu sei santo. Che questo possa essere un inno di piena adorazione. Per chi non sa, questa canzone inizia con Tu sei santo, tu sei potente, tu sei degno di lode, ti seguirò, ti ascolterò e per sempre ti amerò. Amen? Amen? Cantiamo? Tu sei
dai si inchineranno a te. Ci libererai quando noi ti loderemo, ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si ginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si ginocchieranno. I re di gloria fate entrare, salvezza porterà, a noi darà la libertà, ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si ginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si ginocchieranno. Se tu in questo momento tu credi, le prossime strofe fanno così: ti fermerà l'Onnipotente, ti fermerà l'Onnipotente. Domanda: ti fermerà l'Onnipotente? Se tu credi che nulla può fermare l'Onnipotente, tu puoi dichiararlo in questo momento. Nulla può fermare il nostro Dio dal liberarci dalla malattia. Nulla può impedire al nostro Dio di lavorare nel nostro cuore. Però noi abbiamo bisogno di aprirci completamente a Lui, di parlare con Lui, di pregare con Lui. Tu in questo momento puoi dire: Signore, nulla ti fermerà a liberare il mio cuore, ma in questo momento Lui ha bisogno che tu apri il tuo cuore, perché Lui non entrerà sfondando la porta. Lui ha bisogno che tu apri il tuo cuore, tu apri la tua anima per essere finalmente libero. Che ne possiamo cantare in questo momento? Andiamo insieme? Ti fermerà l'Onnipotente, 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 ti fermerà l'Onnipotente. Tu sei il leone, leone di Giuda, ruggisci in potenza, combatti per noi, tutti si ginocchieranno. Oh, tu sei l'agnello, l'agnello immolato, hai vinto e spezzato le catene del peccato, tutti si ginocchieranno qui davanti a Lui, tutti si ginocchieranno. La prossima canzone è molto breve, è molto facile anche da imparare.
E viene da un versetto, se tu hai la tua Bibbia in questo momento, puoi aprire. Ed è un versetto che si trova in Romani 11:36. E dice così: perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Da Lui viene la salvezza. Da Lui viene l'amore. Da Lui, non da cose terrene. E poi continua così: per mezzo di Lui, per mezzo del suo sangue che noi siamo salvati, per mezzo di Lui tutte le cose. E infine la parte che più mi emoziona è: per Lui sono tutte le cose. Per la sua gloria noi siamo stati salvati. Per la sua gloria deve essere la nostra vita, il nostro respiro. Molte volte vogliamo, no, fare un grande ministero all'interno della Chiesa e diciamo: sì, io vorrei la mia vita in questo modo, vorrei la mia vita in quest'altro modo. Il Signore ha grandi piani per me, però non ci focalizziamo mai sul perché Dio dà questi grandi doni, questi grandi talenti. Non è perché tu alla fine della tua vita avrai compiuto questa vita piena di meraviglie, che avrai visto il Signore in tante cose. È solo e solamente per la sua gloria. È solo solamente perché alla fine di questa vita noi non saremo più qui, noi saremo in un altro corpo lì sopra per sempre. E qui nella terra è soltanto una piccola parte di quello che vivremo. Noi stiamo preparando tutto questo perché lassù faremo tutto per la sua gloria, non per essere felici, non per non svegliarsi tristi, non per non piangere, ma per la sua gloria. Posso sentire un amen? È per la sua gloria che tu vivi, è per la sua gloria che tu sarai restaurato, è per la sua gloria che tu in questo momento tu puoi ringraziare il Signore. È solo e soltanto per la sua gloria. E il ritornello fa così: a Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, per sempre. Amen. Cantiamo. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose. Perché da Lui, grazie a Lui, perché da Lui, grazie a Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria.
conoscere il saper di Dio, incommensurabile, suoi giudizi e le sue vie, profonde ricchezze, il conoscere il saper di Dio, incommensurabile, suoi giudizi e le sue vie. A lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, per sempre amen. A lui la gloria, a lui la gloria, a lui la gloria, per sempre amen. A lui la gloria, a lui la gloria. Strappato è il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare nel tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato è il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato è il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Strappato è il velo, ora posso entrare, vedo il tuo baglior, mi posso addentrare al tuo trono, mi vado a prostrare. Santo, santo sei Signore, Dio potente, sei sovrano. Tu eri e sei e sarai per sempre in re, segnato in gloria e splendore. Santo sei Signore. Tu eri e sei e sarai per sempre in re, segnato in gloria e splendore. Santo sei Signore. Signore, ti ringrazio perché ne abbiamo potuto lodarti questa sera, Padre. Io ti ringrazio, Padre, perché ogni settimana tu ci fai vedere effettivamente quanto noi siamo piccoli dinanzi alla tua grandezza, Padre. Noi ogni settimana noi capiamo, Padre, e noi abbiamo la possibilità, aprendo la tua parola, Padre, di capire il quanto noi siamo piccoli miserabili, Padre, senza di te. Ti ringrazio perché abbiamo la possibilità, Padre, di lodarti, di aprire la nostra bocca e di parlare anche a tutti quanti, Padre, che tu sei il vero Salvatore, Padre, e che tu non sei un Dio di leggi, Padre, tu non sei un Dio di regole. Non è attraverso le regole, non è attraverso le cose che noi siamo salvati, ma è tramite il tuo gesto, Padre.
tramite il gesto che tu hai fatto in quella croce, Padre. Quel gesto che noi non potremo pagare con nulla. E ti ringrazio perché anche la cosa più miserabile che noi abbiamo mai fatto, Padre, noi possiamo dire questa cosa è stata pagata, è già stata pulita, è già stata cancellata. Io sono già libero, Padre. Il diavolo continua a dirmi, io sono prigioniero, non riesco a smettere di fare questa cosa, non riesco a smettere di andare avanti, Padre, non riesco ad andare avanti, Padre, non riesco. Ma tu sei semplicemente lì che dici, io ho tutto in mano, perché non credi a me? Io ti ho già liberato da questo. Perché tu continui a cadere sempre nella stessa cosa? Perché tu continui a credere sempre alle stesse persone che ti dicono che tu non ce la fai, che tu sei questo, tu sei quell'altro, tu sei il tuo problema fisico, tu sei il tuo problema psicologico, Padre, ma tu hai già detto in quella croce che tu sei il nostro figlio, punto. Tu non sei niente che questo mondo ti dice che tu sei. Tu sei quello che Dio dice che tu sei. Tu sei amato. E grazie, Padre, perché tu ci ricordi sempre questo, Padre. Ti ringrazio perché noi tramite te, tramite il tuo gesto, Padre, noi ci ricordiamo sempre che c'è sempre qualcuno accanto a noi, Padre. C'è qualcuno che ci ha lavato nonostante che noi ci sentiamo sbagliate, nonostante che noi non riusciamo a fare tutto quello che vorremmo fare durante la settimana, Padre. Ti ringrazio perché sei sopra di qualsiasi cosa, qualsiasi ansia, qualsiasi depressione, qualsiasi problema, Padre. Tu sei molto più grande, tu ci hai già liberato. E il diavolo continuerà a dirti, no, ma tu hai questo problema e quest'altro problema. No, tu non riesci ad uscire di casa senza provare ansia, senza provare depressione. No, tu non riesci ad alzarti dal letto. Ma tu hai un Dio molto, molto, molto più grande di tutte queste cose e non l'hai ancora capito. Padre, ti ringrazio in questo momento, perché se noi ci apriamo a te, tu ci puoi lavare da ogni peccato, Padre. Io ti ringrazio, perché soltanto mediante te, soltanto mediante il tuo amore, Padre, noi siamo salvati, noi potremo essere completamente felici, Padre, completamente ripieni di te. È quel tassello che manca, Padre. Tu sei quel tassello che manca. E ti ringrazio per questo, perché è gratis. Noi non dobbiamo pagare niente, noi non dobbiamo fare nessuna azione, soltanto accettarti, Padre, come nostro Signore e Salvatore. Io ti ringrazio per questo enorme amore che tu provi per noi. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Prova, un attimo di pazienza, problemi tecnici. Ok. Non so se avete sentito quello che ho sentito io durante la lode, ma una cosa che penso che il Signore ami, che noi capiamo anche dalla sua parola che Lui ama, è quando noi riconosciamo e celebriamo chi Lui è. E in questa lode noi abbiamo riconosciuto di essere alla presenza del Signore, di essere qui davanti a Dio, con Cristo che cammina in mezzo a noi, lo Spirito Santo che si muove in mezzo a noi, e abbiamo riconosciuto che tutta la gloria, tutta la lode, tutto l'onore va a Lui. Questo penso che sia molto importante perché, come è stato detto prima,
Poi si presentò anche quello di 2 talenti e disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone. Tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, perché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridore di denti. Preghiamo. Signore, noi passiamo una vita a cercare soddisfazione. Tutte le persone in questa stanza, io incluso, Signore, abbiamo dei sogni, dei desideri, delle capacità, delle cose che noi vogliamo mettere a frutto, degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Ma tante volte noi raggiungiamo questi obiettivi e ci rimane il nulla in mano, la vanità, Signore. E di nuovo corriamo dietro un altro obiettivo, un altro ancora, perennemente insoddisfatti. Ma Signore, questa sera tu ci vuoi parlare di cos'è la vera soddisfazione. E io ti prego che i nostri cuori, le nostre menti, le nostre orecchie siano aperti, Padre, affinché noi possiamo ascoltare il tuo messaggio e essere veramente soddisfatti in te, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Quindi Gesù, in questa parabola, parla di un uomo che parte per un lungo viaggio e affida i suoi numerosi beni ai suoi servi. Sono andato a spulciare che cos'era un talento, e un talento ammontavano a tra i 30 e i 40 chili d'oro. Qualche giorno fa ho guardato e 1 chilo d'oro, più o meno in questi giorni, va a 58.000 euro al chilo. Sostanzialmente il servo che ha preso 1 talento ha ricevuto 2 milioni di euro affidati. Tipo un hedge fund, tieni 2 milioni di euro, gestiscili, fai profitto, fai quello che devi fare. La ricchezza dell'uomo, di questa metafora, del ricco uomo, la possiamo capire quando lui dice sì, è poca cosa rispettivamente i 5 talenti e i 2 talenti, che sono 10 e 4 milioni di euro. Giusto per far capire di quanta ricchezza stava parlando il Signore Gesù, una ricchezza impensabile per le persone dell'epoca e per buona parte anche le persone di oggi. E questa parabola ci sembra abbastanza chiara, abbastanza lineare. Cristo è il padrone, l'uomo che affida ai propri servi, cioè i cristiani, dei talenti, affinché i cristiani mettano questi talenti a frutto. C'è chi interpreta i talenti come denaro, come letteralmente i soldi che noi abbiamo in tasca, che dobbiamo mettere a frutto e investire. Altri dicono che i talenti sono come la parola talenti che usiamo oggi, le nostre capacità, quello che sappiamo fare. Ma la cosa che deve essere molto chiara del significato della parola talenti è che è tutto ciò che il Signore Gesù ti affida. Hai amici, hai una famiglia, hai un certo corpo, hai una chiesa, una comunità in cui stai, hai una scuola, un lavoro, hai tutte queste persone attorno a te, hai delle capacità, dei talenti in senso moderno che tu hai un tetto sopra la testa, hai cibo sul tuo piatto, hai vestiti da indossare. Tutti questi sono talenti, doni che vengono dal Signore, ma doni che Lui ci dà in gestione. L'essere umano, tu, non sei su questa terra per fare da padrone, per essere il proprietario. Tu sei qui per essere il manager, per essere il gestore. Ti viene affidato qualcosa che non ti appartiene e un giorno dovrai fare un rapporto molto dettagliato su che cosa hai fatto e perché con quello che ti è stato affidato. In Salmi 37,4, il versetto che è stato letto prima,
leggiamo che il Signore ci dice: trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. E quindi già qua vediamo la strada che il Signore traccia perché noi possiamo essere soddisfatti. Troviamo la nostra gioia nel Signore. Nella lettera agli Efesini Paolo ci dice che non solo dobbiamo trovare la gioia, ma dobbiamo trovare anche il senso della nostra vita nel Signore. Efesini 2, capitolo 2, versetti da 8 a 10 dice: infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Ora, io non conosco la tua vita, non conosco quello che tu pensi di te stesso, di te stessa, ma sappi che Dio ti ha voluto in questo mondo. Dio ti ha creato con uno scopo. Forse c'è qualcuno in questa stanza che si sente inutile, che si sente non voluto, che si sente superfluo. Forse qualcuno in questa stanza, o almeno una volta nella vita, ha pensato: sarebbe stato meglio se io non fossi mai nato. Io dico queste parole perché sono cose che io personalmente ho pensato, anche in tempi recenti. Perché alle volte noi non vediamo il nostro valore, vediamo i nostri limiti, vediamo i nostri sbagli, vediamo i nostri insuccessi, vediamo le cose che non funzionano, ma Dio ci ricorda che noi siamo stati creati per fare le buone opere che Lui mette davanti a noi. E quello che ti voglio dire è che la tua vita ha un senso. Dio ti ha amato, Dio ti ha scelto, ti ha voluto. Io so che tu sei un uomo ingiusto e crudele. So che tu prendi quello che non è tuo e raccogli le fatiche di altri. Quindi io ho avuto paura di te, ho nascosto il tuo denaro e ora te lo ridò. Eccolo. Questo è quello che dice il terzo servo al suo signore. Ed è interessante perché se noi andiamo alla lingua originale, al greco, viene usato il verbo sapere, della frase che ha detto il servo: io sapevo che tu sei un uomo ingiusto e crudele. Il verbo sapere indica una conoscenza superficiale, una conoscenza che viene dall'esperienza personale, non una conoscenza profonda e veritiera. E noi vediamo che è evidentemente distorta, perché appena prima vediamo il Signore che ricompensa grandemente i due servi fedeli. E quando il Signore dice: tu sapevi che io mieto dove non ho seminato, tu sapevi che raccolgo quello che non è mio, quel verbo sapere di nuovo indica una percezione parziale della realtà, una percezione distorta e sbagliata. E quindi torniamo ai servi. Chi sono questi servi? È la differenza tra il credente e il non credente? No, perché questa è una parabola del regno. Gesù sta parlando di com'è il regno di Dio, e il regno di Dio è affidato ai credenti, ai cristiani. Questo servo rappresenta un credente, un cristiano, una persona che noi incontreremo in paradiso. È una persona che vive dentro al regno di Dio, che vive a contatto con Dio, ma è una persona che ha una conoscenza parziale, limitata e distorta del suo Signore. Il servo è stato pigro perché lui ha capito come lui immaginava che funzionasse così per il suo Signore, che se tu lavori bene con quello che lui ti affida, il Signore ti affiderà di più, ti darà più lavoro. È questo che succede ai due servi. E il terzo servo ha detto: no, io non voglio lavorare di più, io nascondo questo denaro e lo ridò al Signore. E tante volte noi siamo come questo servo. Rifiutiamo l'obbedienza a Dio, rifiutiamo di entrare in una conoscenza profonda con Dio, perché noi sappiamo che conoscere Dio ha delle conseguenze, ha delle implicazioni.
importa delle rinunce, importa un servizio, importa il non fare quello che noi vogliamo, ma invece fare quello che Dio vuole. E forse tu qui questa sera non conosci a fondo il Signore. E te lo dico senza nessun biasimo, perché nemmeno io lo conosco a fondo. Nessun essere umano conosce la totalità del Signore, non potremo mai conoscerla, ma il dovere, e mi permetto di dire la gioia di ogni cristiano, è ogni giorno cercare di più il Signore, conoscere di più il Signore, fare un'esperienza più profonda di quello che il Signore è. Tu non conoscerai mai abbastanza Dio, ma l'importante è che oggi tu lo conosca più di ieri e domani tu lo conosca più di oggi, ogni giorno di più. È importante capire chi realmente Dio è e cosa realmente Lui dice, perché forse in questo momento noi abbiamo una prospettiva falsata dei comandamenti e della renderti. Dio viene a richiamarti. Leggiamo lo snodo, il punto fondamentale che cambia la storia nel libro di Gioele. Nel capitolo 2, versetti 12 e 13. Non di meno, anche adesso, dice il Signore, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciatevi il cuore, non le vesti. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Lento all'ira e pieno di bontà. Questo è il nostro Dio. Io ti voglio chiedere, sei lontano da Dio? Senti di essere lontano da Dio? Senti che essere qui è una sofferenza, che la Chiesa ti è quasi aliena, non è un posto in cui vuoi stare, vorresti essere altrove. Senti che questa parola sta rimbalzando su di te come la pioggia sulla pietra, sta semplicemente scivolando via. Dio ti sta dicendo: straccia il tuo cuore. Umiliati di fronte a Dio, riconosci i tuoi sbagli, riconosci che non stai camminando come dovresti. Mettiti in ginocchio di fronte al Signore, perché è questo che il Signore ci chiede, un cuore umiliato, un cuore completamente dipendente da Lui. Riconosci che il tuo servizio, le tue opere, il tuo lavoro, i soldi che hai, tutti i grandi successi che puoi mettere sotto il tuo nome, di fronte a Dio sono vanità, polvere, non valgono nulla. Riconosci che la cosa di cui ha bisogno è Dio. Non possiamo fare nulla per meritare la grazia di Dio. Noi non siamo degni di stare alla presenza del Signore. Io stesso non sono degno di portare questa parola. Quando stavo pregando prima di portare questa predicazione, mi è venuto in mente quel passaggio del libro di Isaia, in cui Isaia vede la gloria del Signore e dice: io sono perduto, io non sono degno di essere qui. E il Signore manda un angelo con un carbone ardente a purificare le labbra di Isaia, perché la grande verità del Vangelo è questa: tu non sei degno, ma vieni reso degno. Tu non sei puro, ma vieni purificato, è una cosa che Dio fa, è una grazia che viene da Lui. E noi possiamo andare alla sua presenza, noi possiamo cantare, possiamo parlare di Lui, invocare al suo nome, perché qualche cosa gli stia impedendo di avere il primo posto. Permetti a Dio di essere il tuo Dio. E quindi se Israele si umilia dopo la predicazione, quali saranno i frutti di questa umiliazione? Dio, attraverso Gioele, chiede ad Israele di mettere da parte il proprio orgoglio e di fare qualcosa che l'essere umano odia fare: dichiarare di avere bisogno. Israele lo fa, Israele si umilia, questo è quello che capiamo dal testo. E Dio che cosa fa? Leggiamo Gioele 2, 25-27. Vi compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla locusta e dal bruco, il grande esercito che avevo mandato contro di voi.
mangerete a sazietà e loderete il nome del Signore, vostro Dio, che avrà operato per voi meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, che io sono il Signore, vostro Dio, e non ce n'è nessun altro, e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Il popolo di Israele è rialzato, il loro rapporto con Dio è ristabilito, il flagello viene mandato via e Israele è libero. Tornando alla parabola del servo infedele, lui non vedeva il suo padrone come un uomo amorevole. Lui non lo vedeva come un Dio di grazia, come un Signore buono, un Signore che prende cura. Lo vedeva come un despota, lo vedeva come un ladro che rubava i profitti creati con la fatica dei servi. E io ti invito a non essere come quel servo. Vedere Dio come un dittatore crudele, come un despota che ti toglie libertà, che ti toglie spazi, che ti toglie la gioia, significa non conoscerlo. Significa non sapere chi Dio è, perché Dio è paziente. Dio ti perdona infinite volte per ogni peccato che tu hai fatto. Dio ti perdona, ti aspetta, ti consola, ti guarisce. Dio ti ha dato la sua grazia e tu non hai fatto nulla per meritarla, perché non puoi far nulla per meritarla. Dio non punisce i tuoi peccati quando tu sbagli, ma Lui aspetta che tu torni da Lui e che ti ravvedi. E quando tu ti inginocchi e chiedi perdono, Dio è subito pronto a rialzarti, ad asciugare le tue lacrime e a ristabilire il tuo onore. Ricordi la parabola del figliol prodigo? Dio funziona così. Noi lo rinneghiamo, lo lasciamo alle nostre spalle, prendiamo le nostre direzioni, la nostra vita, il mio lavoro, le mie decisioni, la mia fidanzata, il mio fidanzato, le mie scelte, i miei amici, le mie cose, il mio ministero, la mia predicazione. E vediamo tutto in un'ottica umana, ma Dio ci aspetta quando noi pecchiamo, aspetta il nostro ritorno. Che noi diciamo: Signore, nulla di tutto questo è mio, tutto questo viene da te. Io ho sbagliato e lo riconosco, io ho peccato contro di te. E il Signore, come il figliolo prodigo, dice: mettetegli il vestito bello, mettetegli l'anello al dito, i calzari ai piedi, perché mio figlio è tornato. Fate festa perché mio figlio è tornato. Hai sbagliato? Ti senti insoddisfatto della tua vita? Non temere, Dio continua ad amarti, Dio continua a sceglierti, Dio continua ad aspettare il tuo ritorno, continua a voler dare significato alla tua vita, riempirla di senso, di opere buone, di un rapporto stretto e vicino a Lui. Ti senti triste, distrutto, senti che quello che fai è per nulla, è un girare attorno. Torna da Dio così come sei, porta a Lui questa insoddisfazione, perché lì farai una preghiera potente che il Signore ama. Lo guarderai dicendo: Signore, io non ce la faccio, non riesco a risolvere questa insoddisfazione, non riesco a colmare questo buco, non ce la faccio. E questa è una preghiera potente, perché è un'umiliazione, è un andare davanti al Signore, al suo trono, a dire: devi fare tu, Signore, perché io non riesco. E lì la grazia del Signore riempirà la tua vita, perché sono in quei momenti in cui riconosciamo qual è il senso del Vangelo. Non sei tu che fai, ma è Dio che fa. Tu apri la porta, ma il Signore entra, il Signore agisce, il Signore cambia. E quindi dobbiamo diventare come quei servi che ricevono i talenti e li mettono a frutto, perché noi non lavoriamo per il Signore per meritare la sua grazia. Noi lavoriamo per il Signore perché è una gioia stare nella sua presenza, è una gioia poter essere vicini a Lui, poter essere guidati, poter avere un rapporto personale, delle indicazioni su che cosa
dobbiamo fare. È questo il senso del lavoro per Dio. Non è cercare la salvezza con tutti i propri sforzi, ma cercare la gioia del Signore, il vedere il regno di Dio che si espande su questa terra. Vuoi vedere le persone attorno a te salvate? Vuoi vedere la tua famiglia che canta al Signore? Vuoi vedere i tuoi amici piangere e commuoversi per una preghiera perché riconoscono quanto grande è il nostro Dio? E questa è la gioia del servire. C'è più gioia nel dare che nel ricevere, dice il Signore. È questo il senso del servizio. È vero, noi gestiamo cose che non sono nostre. Forse nessuno mi darà gloria per essere qui a predicare, nessuno prenderà qualcuno della lode, ti farò incidere un disco, ti renderò una pop star, sarai milionario con una villa. Forse nessuno di noi sarà riconosciuto per quello che facciamo. Ma il Signore dirà a questi servi: servo buono e fedele, vieni nella gioia del tuo Signore. E penso che non ci sia nulla di più bello che ricevere questo messaggio. E per andare verso la conclusione, fai una checklist, guarda i talenti che tu hai, le cose che sai fare, i beni materiali che possiedi, le relazioni che tu hai, la chiesa che hai attorno a te, che è una ricchezza che Dio ti dà. Questi sono talenti che Dio ti ha dato da ministrare, da usare. E voglio andare verso la conclusione con un versetto di Paolo, di Filippesi 3, 13 e 14, versetti famosissimi, perché dobbiamo ricordarci che una volta che abbiamo la consapevolezza che la salvezza viene da Dio, il senso della vita viene da Dio, poi noi dobbiamo riprendere in mano le opere, non perché ci salvano, ma perché è il senso della nostra vita servire il Signore. Paolo dice: fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, inteso Cristo, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione in Cristo Gesù. Corri, persisti. Tutte quelle accuse, tutti quegli sbagli, tutte quelle bugie, tutta quella insoddisfazione è alle tue spalle. Lasciale lì, nel passato, lasciale dietro a te. Gli sbagli, il dolore, tutto quel senso di colpa è andato sulla croce, è perdonato, Dio ha lavato con il suo sangue. Continua a correre, soffrirai? Sì, certo che soffrirai. Ci saranno cadute? Certo che ci saranno cadute. Avrai paura? Avrai dubbi? Sì. Sarai tradito dalle persone attorno a te? Sì. Ti sentirai solo? Sì. Ma non sarai mai solo, perché Dio camminerà sempre al tuo fianco. Cerca la presenza del Signore, cerca il viso del Signore e tutto il resto verrà dopo. Il servizio verrà naturale, sarà gioioso. Cerca il Signore veramente in un rapporto personale. Non leggere la Bibbia perché se la leggi tutti i giorni ricevi un premio alla fine dell'anno. Non è questo. Cerca Dio, prega a Dio, confessa a Dio come stai, urla a Lui quando stai male, umiliati di fronte a Lui, chiedigli scusa dei tuoi peccati. Dio ti rialza, Dio cammina a fianco a te, Lui ti sostiene, non dimenticarlo mai. E ora per concludere, noi non siamo proprietari ma gestori. Quello che hai non è tuo. La tua famiglia ti è affidata, per quanto disastrata sia. La tua chiesa ti è affidata, per quanto disastrata sia. Il tuo corpo non è tuo, ti è affidato. Le tue capacità ti sono affidate. I beni materiali che tu hai ti sono affidati. Gli amici, i compagni di classe, i colleghi di lavoro che tu hai ti sono affidati dal Signore. E un giorno noi saremo di fronte a Dio e Dio ci chiederà di rendere conto di come abbiamo gestito quello che Lui ci ha dato. Nel mio caso mi dirà: Emanuele, io ti ho dato una famiglia, fratelli, una sorella, i genitori.
Ti ho dato i beni materiali che hai avuto, ti ho dato un'istruzione, il lavoro, ti ho dato una chiesa, tanti amici. Cosa hai fatto di queste cose? Hai accresciuto il mio regno o hai preso tutti questi talenti e li hai nascosti a me? Che cosa hai fatto di quello che io ti ho dato? Stai portando avanti il regno di Dio con la tua vita? Sei nella vita delle altre persone un testimone della grazia, dell'amore, del perdono. Di nuovo, non è quanti ministeri copri, non è quante pagine della Bibbia leggi, ma il punto è quanto sei vicino a Dio, quanto sei imitatore di Cristo, quanto le persone vedono in te l'amore, la grazia, il perdono, l'accettazione di Cristo. Oppure per le persone sei un muro di giudizio, inflessibile, intollerante, che punta e condanna ogni sbaglio. Oppure ancora sei un buco nero, una voragine di disperazione che si muove in mezzo alle persone, un abisso senza gioia. Dio ti chiama ad essere luce e sale nella vita delle persone. Non per merito tuo, non perché tu sei grande e magnifico e la tua luce deve risplendere, ma perché tu hai il privilegio di essere il portatore della luce del Signore. Ora ti invito a chiudere i tuoi occhi ed entrare in un dialogo con il Signore. Fai un esame della tua vita. Pensa ai tuoi talenti, pensa alla tua casa, pensa ai tuoi vestiti, alle tue proprietà, pensa alla tua famiglia, i tuoi amici, i tuoi compagni di classe, la scuola in cui tu vai. Pensa alla tua chiesa, alle persone che sono qui accanto a te. Pensa alle tue abilità, quello strumento che sai suonare, quella lingua che sai parlare. Pensa a quelle cose che conosci, la conoscenza che tu hai, scolastica, in altri campi. Pensa a tutte queste cose. Le stai usando per servire il Signore? Il tempo che Dio ti dà lo stai usando per amare le persone che camminano a fianco a te? Lo stai usando per perdonare? Le tue parole che il Signore ti ha dato la capacità di parlare, le stai usando per portare guarigione o dolore? È molto facile in questo mondo sentirsi insoddisfatti e vuoti, perché questa non è la nostra casa. La nostra soddisfazione viene solo da Dio. Se tu pensi che un marito o una moglie riempirà quel buco, ti sbagli. Se tu pensi che un ministero tapperà quel buco, ti sbagli. Se tu pensi che fare beneficenza, dare i tuoi soldi ai poveri, finire nei libri di storia, essere un grande uomo ricordato per secoli, riempirà quel vuoto, ti sbagli, perché quel vuoto lo riempie solo il Signore Gesù. E ora il mio invito, se tu desideri, è il seguente. Umiliati di fronte al Signore. Se tu desideri questa sera, ti chiedo di inginocchiarti. Mettiti di fronte al Signore in ginocchio, perché quando noi siamo in ginocchio ci mettiamo in una posizione di debolezza e noi riconosciamo, Signore, non posso fare niente. Sei tu che hai la mia vita in mano. Teniamo tutti gli occhi chiusi, è un momento personale, un momento tra te ed Dio. Mettiti in ginocchio di fronte al Signore. Riconosci che hai bisogno di Lui. Riconosci che Lui è il Signore della tua vita. Chiedigli, Signore, rendimi un servo fedele. E io ti posso dire che il Signore ti sta guardando con amore, perché tu non potrai fare nulla per guadagnare il suo amore, ma Lui quell'amore te l'ha già dato. Lui ti ha già scelto, Lui ti ha già perdonato, Lui ha già pensato per te le cose che devi fare. Non puoi impressionarlo perché Lui è già fiero di te. Signore, noi ti vogliamo pregare questa sera. Tante persone si sono inginocchiate, Signore.
Tanti cuori si stanno stracciando di fronte a te, Signore, si stanno umiliando, non perché tu godi della nostra umiliazione, ma perché tu ci ami di un amore infinito, Signore. Tante persone questa sera stanno riconoscendo il bisogno che hanno di te, stanno riconoscendo che non possono guadagnare il tuo amore, non possono far nulla perché la soddisfazione li riempia. E noi, Signore, diciamo tutti assieme: la mia gioia viene da te, Signore. La mia soddisfazione viene da te, Signore. Tu riempi la mia vita. E Signore, io ti voglio ringraziare per questi fratelli, per queste sorelle, perché nessuno di noi ha un merito che valga di fronte a te, ma tu ci hai scelti, tu ci hai amati. Cristo è andato sulla croce, la grazia è stata dispensata su tutti noi quando non lo meritavamo. Tu sei un Dio magnifico, Signore, e quello che tu fai è inestimabile. Grazie, 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 Signore. Noi vogliamo diventare tuoi servi fedeli. Io voglio essere un tuo servo fedele, Signore. Io voglio voglio usare i talenti che ho ricevuto per il tuo regno. Io voglio moltiplicare, voglio essere uno strumento di amore, uno strumento di perdono, uno strumento di gioia, Signore. Voglio portare guarigione nella vita delle persone, non dolore, non giudizio, Signore. Voglio essere un tuo strumento. E io ti ringrazio perché io non ero degno, ma tu mi hai reso degno. Io non ero santo, ma tu mi hai reso santo. Io ero perso e tu mi hai ritrovato. Grazie, Gesù, perché la mia vita ha un senso grazie a te. Grazie, Gesù, perché la mia soddisfazione è in te. Così io ti prego, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ora vi invito, se c'è qualcuno ancora in ginocchio, abbracciatelo, abbracciate i vostri fratelli vicino a voi, stringetevi. Ricorda la persona che è con te. Dio ti ama. Serviamoli insieme. Chiamo qui il gruppo di lode e ora vi voglio invitare. Forse non sei un membro della lode, ma in questo momento siamo tutti chiamati a cantare al nostro Dio. Dio ti ha perdonato, ti ha amato, ti ha accolto. Canta a Lui, perché Lui è un Dio grande, il suo nome è al di sopra di ogni nome. Amen. Amen. Un po' di energia, forza, lodiamo il nostro Dio. Possiamo continuare a cantare e dopo questo, quello che abbiamo sentito, continuare a cantare a Lui la gloria, che soltanto a Lui va la gloria, che noi potremo continuare tutta la nostra vita impegnandoci. E per Lui sono tutte le cose, perché da Lui, grazie a Lui, e per Lui sono tutte le cose, perché da Lui, grazie a Lui, perché da Lui, grazie a Lui sono tutte le cose.
manifestare al nostro Dio in questo momento, che soltanto a Lui la gloria. Lui può togliere qua i nostri microfoni, qua spegnere tutte quante le luci, ma noi canteremo. Amen. Andiamo. A Lui la volta la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria per sempre. Amen. Sopra ogni cosa, Padre, a te la gloria. Che nel nostro percorso, Padre, tutto quello che ci capita di sbagliato, Padre, tutto quello che ci capita di brutto, Padre, ne possiamo dire tutto per la gloria Tua, Padre. Tu quando ci sani, quando ci fai camminare, Padre, quando noi pensiamo di non riuscire a camminare, Padre, è per la Tua gloria. Il fine è quello. Paralitico alla fine ha potuto camminare, Padre, anche per la Tua gloria. Una persona con ansia in questo momento può dire di aver superato l'ansia, Padre, soltanto per la Tua gloria. Tutti quelli che prima erano morti, Padre, ora hanno vita, è per la Tua gloria, Signore. Tutto, Padre, alla fine è per la Tua gloria, e che noi possiamo ricordarci sempre questo, Padre, cantare che tutto è per la Tua gloria, non per noi, per sentirci meglio, Padre, ma è per la Tua gloria, e ti ringrazio per questo. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, siamo arrivati alla fine della prima parte del nostro culto. Vi ricordo che dopo ci divideremo nei piccoli gruppi a condividere quello che abbiamo ascoltato oggi. E annuncio da fare, ci sarà il campeggio giovani e adolescenti confermato, e quindi già avvisate i genitori, già preparatevi all'idea che verrà fatto dal 26 al 30 dicembre, probabilmente, se troviamo un'altra struttura, oppure quella che abbiamo trovato fino al 29 dicembre, ma pregate che troviamo una struttura più adatta, così possiamo passare più tempo insieme a lodare e ascoltare la parola di Dio. E inoltre voglio invitare qua davanti Patricky, che ha compiuto poco fa gli anni, e vorrei invitarlo qua. E vorrei invitare anche Pastore Sandro che possa pregare per la sua vita. Ok, e come abbiamo studiato e anche cantato, la tua vita è per la gloria di Dio. Ok, preghiamo, possiamo alzarci in piedi e pregare per questo uomo di Dio che è stato chiamato per la gloria di Dio e che noi come comunità abbiamo la responsabilità di proteggere con le nostre preghiere, ok, con la nostra presenza. Va bene? Chiudi i tuoi occhi e prega per questa vita. Nostro Dio, ti consegniamo ancora una volta nelle mani la vita del nostro fratello Patrick. Un uomo, Signore, che ha scelto di camminare con te già diverso tempo fa. Tu hai fatto fare un cammino alla sua vita, è arrivato fino qua e questo è motivo di ringraziamento e di lode a te. Ma adesso, Signore, ti chiediamo che nel futuro, noi non possediamo il futuro,
ma possediamo il presente e ti chiediamo che il cuore di Patrick ogni giorno al presente scelga, Signore, di camminare al tuo fianco e di non deviare mai dalla strada che tu hai preparato per lui. Forma un cuore, Signore, sensibile alla tua parola, alla tua presenza e alla tua gloria. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Bene. Dio ti benedica. Ok, ragazzi, abbiamo... Ok, abbiamo circa 30 minuti per stare nei gruppi, ok? Dobbiamo finire più o meno alle ore 21, ok? Grazie, Dio vi benedica e buona serata.